Ma l'arrampicata è entrata a far parte della mia vita quando ero molto giovane e quindi è stata parte del mio sviluppo motorio. Poi ho iniziato a perdere la vista per una malattia degenerativa intorno ai 13 anni e l'ho ritrovata verso i 20 anni perché avevo bisogno di ritornare sul mio corpo, riappropriarmi dei miei spazi, ma con una nuova dimensione. E l'arrampicata è l'attività di massima espressione proprio di questo, di riappropriazione del mio corpo e mi aiuta moltissimo. Io la chiamo la mia meditazione attiva perché mi porta totalmente nel presente e non ho mai smesso di imparare nel presente. Io quando sono in parete mi sento libero e riuscire a muoversi senza vincoli, senza pensieri è una sfida, anche se è anche un paradosso cercare la libertà iniziando ad essere appesi a questi piccoli appigli, però diciamo che quando sono in parete mi sento libero e mi sento a contatto con la natura, quando tocchi sta roccia, il vento che soffia, sono tutte delle sensazioni che mi danno proprio una gran positività, ecco, e mi fanno sentire me stesso. Nel caso mio, per progredire in un ambiente, in parete, ho bisogno di indicazioni ed è fondamentale che però ci sia la giusta distanza, cioè che il mio amico, che in questo caso guida, sì, mi dia le informazioni giuste, ma non si sostituisca a me perché sennò la mia esperienza diventa artificiale. Quindi è fondamentale la giusta distanza e la giusta distanza è la cosa più difficile da avere nella vita fra le persone, cioè riuscire ad avvicinarsi agli altri potendogli dare l'aiuto che serve ma senza sostituirsi e quindi penso che sia di nuovo una palestra di vita ogni volta che noi ci portiamo in parete assieme. Siamo andati dall'arrampicata, sci alpinismo, cascate di ghiaccio e rapporti interfamiliari, per cui si è creato una sinergia che è una sinergia di vita, come la roccia e l'arrampicata è una scuola di vita, diciamo. Una delle cose più belle secondo me dell'arrampicata è che se ci pensiamo bene si passa da una posizione di equilibrio, si tende al disequilibrio nella speranza di trovare un'altra posizione di equilibrio. E questo è un gioco che si protrae, diciamo, potenzialmente all'infinito, anche perché l'arrampicata non finisce, ci sono sempre pareti nuove, sfide nuove, quindi puoi aumentare sempre di più questo gioco. E io penso che sia mentalmente, da un punto di vista psicoemotivo, una metafora di quella che è la nostra esistenza. Noi cerchiamo sempre molto il controllo, ma in realtà probabilmente riusciamo ad avere il controllo e anche neanche forse dell'istante o del presente. Quindi l'arrampicata ti insegna a cercare di vivere istanti molto intensi. E io penso che quello sia l'espressione più alta della vita stessa. E quindi, come dire, pian pianino, ce l'avevo già dentro da piccolo senza razionalizzarla, adesso a 40 anni ho cominciato anche a dare dei significati a questo percorso e mi rendo conto che mi continua a regalare veramente tanto.